mi sono ritrovato dall'orbita di Ponge all'orbita di Brecht. Ecco. Quando io ho iniziato a scrivere negli anni 70 si faceva poesia politica e io probabilmente mi sono ritratto proprio per fastidio in un tipo di scrittura che era completamente diverso. Forse avrò fatto lo stesso anche adesso. Per contrasto mi è venuto da scrivere un libro di poesia politica, appunto. Che altro voglio aggiungere? Una bellissima battuta, questa di un italiano, Sanguineti, ed una volta interrogato disse: qual è il vero motivo per cui si scrive poesia? E lui rispose: per antipatia. Lui era un provocatore. Bisogna sempre fare la tara quando si legge Sanguinetti, però aveva perfettamente ragione. Più ancora che per affinità, si scrive per allontanarsi da quello che ci dà fastidio. Quindi è vero, l'antipatia è il movente più forte. Nei momenti delle manifestazioni, dei piccoli gruppi degli anni 70, mi veniva da ispirarmi ai filosofi. Nel momento invece di questa specie di disinteresse dilagante ho finito per fare poesia politica. Sto dicendo una cosa bruttissima, cioè la mia totale mancanza di libero arbitrio. Sia pure al contrario, io faccio quello che mi spinge a fare il mondo in cui vivo, però anche questo è vero, cioè il contesto è tutto. E per dirla con un altro poeta molto più brutale che non nominerò, se volete sapere qual è la sostanza delle feci di un animale, guardate quello che mangia. Quindi noi siamo quello, noi produciamo quello che assorbiamo, dopodiché ognuno lo fa a modo suo. Fine del pistolotto. Allora, sono qui per parlarvi dunque di un libro che non ha nulla a che